Ho visto che il DPCM paradossalmente consente il giorno di Natale a fare gli auguri a tutti i parenti. Qual è il suo messaggio? Noi abbiamo inserito nell'ordinanza una forte raccomandazione che mi auguro possa essere rispettata da tutti perché tutela la salute di tutti, ovvero quello di evitare il più possibile di recarsi a casa di nuclei familiari diversi dal proprio. Capiamo le difficoltà che stiamo chiudendo, capiamo altrettanto però che all'interno proprio di quegli incontri domestici che fanno abbassare le precauzioni, tolgono le distanze, tolgono la mascherina, rischiamo che il contagio dilaghi. Quindi facciamo questo ulteriore sacrificio perché il numero dei contagi in Friuli-Venezia Giulia è ancora alto. Siamo diventati zona gialla, ma il pericolo non è passato. Quindi dobbiamo difenderci a vicenda e cercare di far finire il prima possibile questa situazione, lo si può fare soltanto con l'impegno di ognuno di noi. La questione degli spostamenti tra comuni crea disuguaglianze tra cittadini di piccoli centri e cittadini di grandi città. Sì, io ritengo che sia sbagliato pensare di paragonare il comune di Trenchia al comune di Roma. Noi abbiamo una regione che ha meno della metà degli abitanti del comune di Roma. Vuol dire che una Roma potrà girare e avere a disposizione servizi per 2.800.000 abitanti, chi vive a Drenchia per poco più di 100 abitanti di fatto non ha servizi. Quindi mi sembra una misura che mette i cittadini italiani in situazioni totalmente diverse. Per quello noi avevamo proposto di mettere questo limite all'interno della provincia, che mi sembrava un'opera più giusta, dove garantiva i servizi a tutti e non cambiava la situazione delle metropoli, che già con 2.800.000, come dicevo Roma, non cambiava nulla. Una delle novità sono le sanzioni per quanto riguarda l'ordinanza ai negozianti o agli esercenti che non rispettano le nuove norme contenute appunto all'interno dell'ordinanza. Io mi sono confrontato oltretutto con i pubblici esercizi e con la rappresentanza del commercio e devo dire ringraziare anche per la grande responsabilità che hanno dimostrato fino ad oggi. E anzi, io penso che quasi la totalità abbia veramente tenuto le regole ferree, più ferree forse addirittura di quanto prevedevano DPCM e ordinanza. Noi dobbiamo però disincentivare che magari quella piccolissima minoranza possa andare a devastare il lavoro invece della grande maggioranza che quelle regole le rispetta. E quindi abbiamo inserito nell'ordinanza che c'è la sospensione dell'attività nel caso in cui le norme non vengano rispettate.